dreams are washed away. Only inside your wings and stay. Angel, take me far away. Oh, put sad wings around me now. Angel, take me far away. Put sad wings around me now, so that we can rise again. Put sad wings around me now. Angel, take me far away. Put sad wings around me now, so that we can rise again. Oh. Disturbing, l'interferenza. Stagione 2, episodio 3. Ai microfoni e in video per Smile Radio, Rodolfo Calorio. Disturbing rappresenta la volontà di interferire proponendo un sound raramente fruibile alle nostre latitudini. Le atmosfere melodiche, gli impianti ritmici e i patterns minimal riconducibili alla dicitura Berlin Sound, almeno così si usava chiamarlo nei circuiti discografici e clubbing in Europa nel decennio seguente la caduta del muro, saranno l'energia della interferenza e l'ampiezza dell'onda sonora.
Attraverso l'interferenza propongo quello che secondo me è il meglio tra i live e i DJ set nella Berlino che più da vicino conosco, avendo vissuto per anni ad Amburgo, o forse dovrei parlare della città che conoscevo, nell'ineluttabile passaggio del tempo e col limite delle costanti, ma ormai rarefatte, visite alla capitale tedesca. Questa notte di inizio dicembre la passiamo in uno dei locali nati sulle ceneri del bar 25, il Katablau. Il sound di questo lunedì notte è a firma di Sasha Kava. Someone's gonna make it last. E lunedì notte a Smell Radio. Questo è di Störung che con cadenza bisettimanale va in onda sul nostro canale YouTube, ma inauguriamo anche da questa settimana un canale su Mixcloud. Cercate mixcloud.com/smellradio. In questa stagione numero 2 abbiamo anche inaugurato con un Vor der Störung, cioè prima dell'interferenza, una pillola, un estratto che va in onda prima del programma, e quest'oggi è tornato a farmi compagnia Trippo Boschi, a cui ho dedicato solo per lui uno spazio. Ha interpretato, come avete visto e ascoltato, il brano Angel di Judas Priest. Someone's gonna make it last. Standing out in Sora. Standing on Sora. Standing on Sora. Someone gonna make it last. Someone's
Scrivere che il Kata Holzig fosse un'istituzione a Berlino è forse poco. La disse lunga lo straordinario closing party con il quale lo stabile, che aveva preso posto dal celebre Bar 25, ha detto addio al suo grande pubblico, chiudendo i battenti nella prima settimana del 2014. La storia di questo locale è questa in pillole. A Berlino le concessioni vengono assegnate a tempo determinato e lo sapevano bene anche i proprietari del Kata Holzig, che, avendo a disposizione lo spazio per 3 anni, sono arrivati al giorno della scadenza con non poca tristezza e disappunto. E così come per altri luoghi minacciati dalla gentrification, anche il Kata Holzig ha visto giungere il suo termine. Tutto ha un inizio e una fine, diceva qualcuno. Forse l'unico spazio, l'unico luogo dove non tutto finisce è Berlino. Non bisogna infatti dimenticarsi che a velocità imprevedibile arrivano anche le novità in questa città, nella capitale tedesca, perché un angolino da sfruttare, un terreno fertile per il divertimento e la creatività a Berlino non mancano mai. È un po' come una spiaggia deserta in Sardegna anche ad agosto. Ed è proprio quello che è successo per il Kata, che da Holzig si è spostato sulla riva opposta del fiume Spree ed è diventato il Kata Blau. Ad agosto del 2014, per la gioia dei suoi frequentatori, ha quindi questo locale riaperto le porte.
gestire il Kata Blau sono gli stessi gestori e fondatori del Bar 25, del Holzmarkt, della Neue Heimat e dello Chalet. Il progetto Kata Blau è legato a quel Holzmarkt 25, Holzmarkt 25, dove si sta sviluppando un particolarissimo progetto di carattere sociale, con un asilo nido, un biomarkt, delle terre per l'agricoltura, un ristorante e appartamenti da affittare per un massimo di 3 anni e nulla più. That's how I make you feel. 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 Il Kata Blau ha uno stile finto decadente, tipico, e l'abbiamo già descritto in altre occasioni, di Berlino. Chiatte sul fiume, vari angoli dove spendere la serata, magari soltanto facendo 2 chiacchiere, magari fumando un joint, ma all'aperto, quindi dipende naturalmente dalle temperature esterne. Il Kata Blau ha 2 dance floor al chiuso, uno più grande e uno davvero minuscolo, che non è sempre aperto. La selezione musicale è sempre virata sull'electro, ma il posto è così suggestivo che anche se non amate il genere vi consiglio una visita, soprattutto d'estate. Ma è ovvio che siete sintonizzati su Sme Radio, state seguendo Disturbing, quindi queste sono le vostre sonorità. That's how make you feel, così è come ti faccio sentire. Il titolo di questo brano che abbiamo anche di recente sentito qua a Disturbing, ma lo sapete, l'interferenza è sempre un'interferenza iper contemporanea.
Proprietà della Kata Blau è l'etichetta discografica Kata Muke, con la quale vengono regolarmente organizzate serate all'interno dello stesso locale dedicate agli artisti che appartengono alla stessa label. Tra questi, dai fondatori Dirty Daring e Sasha Kava, in giù la lista è lunghissima. Nikone, Sasha Brema, Nico Stojan, Marcus Meinhardt, protagonista della puntata tra l'altro 1.3 di Disturbing, Acid Pauli, Britta Arnold, Nu, Mad Motor Michael, Miyagi, Svendose e tanti altri. That's how I make you feel. 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 Che sound stanotte a Disturbing, l'etichetta discografica fondata nel 2011, come ho già detto, è soltanto una parte del progetto Holzmarkt 25, letteralmente il mercato di legno numero 25. Non a caso la struttura del locale è elemento comune tra l'altro nella capitale tedesca, è proprio fabbricata in legno. Nel 2011 era anche l'anno in cui già vivevo e lavoravo in Germania e quindi è stato quasi conseguenziale conoscere questa crew da Dirty Daring e Sasha Kava in giù, come dicevo. That's how I make you feel. 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 That's how you make me feel. Katamuk, che rappresenta l'output del progetto fruibile worldwide, semplicemente attraverso una connessione internet, e il cui ambasciatore nel mondo, Dirty Daring, è stato definito di recente dal quotidiano Berliner Zeitung letteralmente come einer der einflussreichsten Personen der Berliner Clubszene, cioè una delle personalità più influenti nella scena clubbing berlinese.
L'imprinting delle produzioni e il sound che mi catturò sin dal mio primissimo periodo di vita in Germania, un blend di deep e tech house in accenti minimal dove la melodia è la stella cometa, per rimanere in tema natalizio. La versione contemporanea di quello stesso sound è l'energia e l'ampiezza dell'onda sonora di interferenza, qui a Disturbing. L'interferenza di stanotte è emessa da Sasha Kavan. Enjoy it. Enjoy it like I do.
Sasha Cava è rinomato per le sue produzioni congiunte con Dirty Daring, con brani storici come I Would, pezzo che forse più di tutti rappresenta proprio simbolicamente il Bar 25. Un brano che anche io ho davvero suonato decine e decine di volte e che ancora oggi nei miei set live mi capita di proporre sotto l'etichetta Oldies but Goldies. Cava è coinvolto a vario titolo nelle produzioni di molti altri affermati artisti tedeschi come la già nominata Britta Arnold e il già nominato Mad Motor Michael. Le sue ultime produzioni e remix sono stati pubblicati su Heinz Music, Formatic, Urs, Dear e Carrera. La sua carriera come DJ inizia da giovanissimo, nel 1990, e oggi lo porta a suonare in tutti i maggiori festival di musica elettronica nel mondo, dal Fusion al Burning Man, dal Sonne-Mondsterne al Sonar di Barcellona. Stanotte è qui a Smare Radio Sasha Cava.
I viaggi sonori di Sasha sono raffinati ed eclettici, tecnicamente impeccabili. Spaziano dal percussivo e profondo alla house melodico ed emotivo. Contando su quasi 30 anni di carriera di DJing, essendo stato resident del leggendario Bar 25, è uno di quei pochi che dagli anni 90 ha ispirato la nuova generazione di produttori berlinesi, raggiungendo una fama internazionale. Per il palmarès, la fama e l'influenza non poteva arrivare il lunedì notte in cui avrebbe interferito con le frequenze di Sme Radio. Non poteva non arrivare il lunedì notte. Ai microfoni e in video Rodolfo Calorio, Das ist die Störung 2.3. Questa è l'interferenza numero 2.3.
È lunedì notte a Sman Radio e proseguono le incursioni nel sound della capitale tedesca, nell'auspicio che questo genere di melodic house sia sempre più spesso proposta anche alle nostre latitudini. Sasha Cava ha suonato di radio in Italia, mi risulta una sola data negli ultimi 2 anni al Masada, un piccolo club in zona San Siro a Milano, se non ricordo male è lì vicino allo stadio, e ha suonato a novembre del 2019, quindi più di un anno fa. Vabbè, questo 2020 lo sappiamo com'è andato. L'auspicio che questo genere musicale sia sempre più diffuso alle nostre latitudini non è un auspicio egoistico, ma anzi direi al contrario altruistico. Nel senso che questo genere di sonorità influisce anche sul mood degli astanti, del pubblico, di quella che un tempo veniva chiamata, almeno qua in Italia, discoteca. Questo seguendo la teoria più volte espressa in 19 anni che faccio radio, teoria tra l'altro provata, secondo la quale il suono aggressivo, cupo, ipnotico di certa techno music è una delle maggiori cause in negativo di influenza dei comportamenti dei clubbers. Le altre cause sono, vi ricordo, la qualità dei sound systems e la tipologia di sostanze stupefacenti che sono, inutile negarlo e è inutile anche ometterlo, massiccia presenza in questo genere di aggregazioni. Che siate soliti lasciarvi stupefare dalle sostanze chimiche o dalla musica e dal ballo, un desiderio comune è certamente quello di tornare presto ad aggregarci, assembrarci, limonare, bere, flirtare, amoreggiare, ballare, ridere, sudare, esplorare i clubs d'Europa e del mondo per i più fortunati.
È quasi Natale e io so già cosa chiedere in regalo a Santa Claus. E voi? Io, Babbo Natale, chiedo che il 2021 sia un anno di grandi aggregazioni, di grandi assembramenti, di grandi limoni, di grandi bevute, di grandi flirt, di grandi amoreggiamenti, di grandi balli, di grandi risate, di grande sudore, di grandi esplorazioni di clubs in Europa e nel mondo. Nel frattempo siamo entrati nella parte discendente della parabola di questo set di Sasha Kava per Disturbing. Meno di 10 minuti al termine di questa Nacht. L'appuntamento quindi si rinnova tra 2 lunedì, cadenza bisettimanale per Disturbing, ma il lunedì non vi lasciamo mai soli con le repliche o quando necessario per affollamenti vari e assembramenti di set. Quando volentieri cedo il lunedì notte a uno dei componenti della radio, uno dei DJ della crew di Smell Radio. Programmazione settimanale che vede le fasce orarie 18 e 22 coperte quasi quotidianamente e davvero, se non l'avete fatto finora, se ci state beccando così per caso, seguiteci su Facebook, seguiteci su Instagram, su YouTube e da questa settimana anche su Mixcloud, mixcloud.com/radiosme o Sme Radio, non ricordo l'indirizzo esatto, ma basta digitare sulla stringa di ricerca Smell Radio e ci troverete agevolmente. È quasi Natale anche a Sme Radio. Rodolfo Calorio, Disturbing, l'interferenza 2.3 2.3. Il lunedì alla 22, ma on demand quando ci volete sui nostri canali social. L'interferenza di questa notte con la firma di uno dei fondatori della
etichetta discografica che, come ho spiegato nella prima parte del programma, non è solo una label. Katamuke Zascha Kawa a Disturbing heute Nacht.